Riapre dopo 4 anni il viadotto che collega Agrigento a Porto Empedocle, ma solo al traffico leggero. Nuovi open day da giovedì 1 luglio a domenica 4 per soggetti fragili e over 60. Sconti estivi, la Sicilia è la prima a partire, al via con i saldi giovedì prossimo. Continua la protesta delle radio e TV locali, un pulmino davanti le sedi istituzionali per sensibilizzare il governo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Riapre dopo 4 anni il viadotto Acragas, ma solo al traffico leggero. Per l'occasione presente ad Agrigento il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Sotto un sole cocente, in una giornata di caldo torrido, il viceministro Cancelleri ha aperto ieri alle 15 al traffico leggero il viadotto Acragas, restituendo finalmente, dopo un lungo periodo di chiusura, serenità e normalità a una città importante come Agrigento e ripristinando la viabilità locale che serve al territorio. Così si è espresso il sottosegretario al ministro delle infrastrutture Cancelleri in fase di apertura della bretella del viadotto Morandi, che sarà transitabile al doppio senso di circolazione in attesa che tra 10 mesi circa si possa passare all'apertura dell'altra corsia. È una bella storia di collaborazione istituzionale con il sindaco di Agrigento e con ANAS, e io devo ringraziare anche ovviamente l'impresa che ha eseguito i lavori, che ha impresso un'accelerazione nel cantiere. È una cosa importante perché ridiamo ad Agrigento la normalità nella viabilità, anche se ancora non è completa, è soltanto per le automobili, quindi per il traffico leggero. Però è ovvio che dobbiamo adesso dare, entro i prossimi 10 mesi dobbiamo aprirlo completamente anche al traffico pesante. Questa cosa è importante perché è capoluogo di provincia, ma soprattutto snodo fondamentale per un territorio che nei prossimi anni vedrà ulteriori cantieri, perché da qui ovviamente poi ci stiamo concentrando sull'asse Castelvetrano-Gela. Oggi ho fatto un importante annuncio per quello che riguarda quest'asse. Abbiamo dato come Ministero il via libera ad ANAS per la progettazione di 3 dei 9 lotti che compongono tutto l'itinerario. I 2 lotti con un finanziamento da 7,5 milioni per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economico della tangenziale di Agrigento. Abbiamo commissariato l'esecuzione della tangenziale di Gela, quindi aumenteremo anche, velocizzeremo la realizzazione, e poi secondo me una notizia, fatemela definire, molto importante e anche storica, che è quella del lotto invece Castelvetrano-Sciacca, che entra con 4,5 milioni di euro con il via libera per la progettazione di fattibilità tecnica economica. Da lì ci muoveremo per tutti gli altri segmenti che mancano, però chiaramente Agrigento diventa punto centrale di questa situazione. Alla riapertura erano presenti anche i responsabili e gli operatori dell'ANAS, il sindaco della città Franco Miccichè, che ha fatto ulteriori istanze a Cancelleri circa la viabilità delle strade di collegamento della nostra città, e anche Don Mario Sorcia del cartello sociale, che proprio lui riuscì a smuovere con la famosa manifestazione Gente indignata in strada, che vide la partecipazione massiccia dei sindaci della provincia mobilitarsi proprio per la soluzione della viabilità stradale nell'Agrigentino. Dopo tanti anni si riapre il viadotto e quindi potremmo dire un altro tassello che si aggiunge al grande mosaico. Di tasselli ne dovremo aggiungere tanti altri e speriamo anche al più presto, ma questa è una cosa importante per la città, non solo per la città ma anche per le realtà viciniori, ed è anche un segnale positivo che il lavoro fin qui svolto inizia a dare, oltre a quelli che già c'erano stati, dei buoni frutti. Poi quello che abbiamo saputo oggi in prefettura, questa nuova proposta che si inizia a concretizzare, che è l'ultimo anello autostradale della Gela Castelvetrano, ci darà la possibilità davvero, iniziando con la tangenziale di Agrigento oltre che quella di Gela, un altro motivo di soddisfazione. Finalmente oggi si riapre, come ha detto bene
Il viadotto però ha doppio senso, è una corsia, perché ci sono ancora lavori in corso, però è importante il servizio che viene realizzato da Agrigento, cioè parliamo di un chilometro e mezzo rispetto a quasi 12 chilometri di alternativa di strada, quindi capite bene, è l'attività commerciale ma anche la viabilità comune ne usufruisce, un beneficio immenso, immediato, è un servizio che stiamo ridando alla nostra Agrigento. Oggi un incontro in prefettura, si parlava di questa tangenziale che da Palma dovrebbe bypassare e arrivare ad Agrigento sulla Caltanissetta-Catania. Sì, si è parlato di questo, ma si è parlato anche di altre infrastrutture provinciali. Io per quanto riguarda la mia Agrigento ho caldeggiato e già sono dei cantieri quasi, dei progetti quasi esecutivi, c'è la circonvallazione che dalla parte nord di Agrigento, diciamo, appena dopo il bivio per Raffadali si fa unire, si va a raccordare con Fontanelle per far sì che chi viene dai paesi dell'entroterra possa raggiungere in maniera immediata l'ospedale. L'altra infrastruttura che io ho caldeggiato è il completamento del quadrifoglio che c'è sulla via Luca Crescente, che va a incrociare la statale 115, e quella è cantierabile, così anche come la rotonda della Mosella. Queste tre infrastrutture ho chiesto al sottosegretario Cancelleri, che è molto sensibile, devo dire, al nostro territorio, e quindi spero che a breve verranno finanziate. Sono stati organizzati ancora una volta gli Open Days in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L'iniziativa è in programma da giovedì prossimo 1 luglio fino a domenica 4 luglio ed è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età pari o superiore a 60 anni che durante i 4 giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna senza prenotazione, e per accelerare la campagna vaccinale ritenuta essenziale per superare la pandemia, nelle zone montane di villeggiature lungo i percorsi della Movida, oltre all'apertura di nuovi punti vaccinali, viaggeranno anche dei camper itineranti dove sarà possibile effettuare la somministrazione dei vaccini. L'iniziativa è della Presidenza della Regione siciliana. Tutto pronto per i saldi, giovedì 1 luglio, la data ufficiale in Sicilia. Vediamo. Giovedì 1 luglio prossimo inizieranno ufficialmente i saldi in Sicilia, un'occasione per i commercianti di incrementare le vendite dopo i mesi difficili dell'emergenza Covid-19, per i consumatori di fare qualche buon affare. L'Isola sarà la prima regione ad iniziare le vendite a prezzi ridotti, seguita il 2 luglio dalla Basilicata e il 3 dal resto dell'Italia. I volontari di Federconsumatori sono andati in giro per la città per monitorare le intenzioni di acquisto dei palermitani, dice Lillo Bizzini di Federconsumatori Palermo. Lo apprendiamo dai colleghi di Palermo Today. C'è una grande voglia di ritornare alla normalità, di passeggiare in libertà e andare per negozi alla ricerca di qualche buona occasione, nonostante l'allentamento delle misure restrittive. I dati sulla variante Delta fanno però paura, dice. Secondo dati stati riportati da Federconsumatori, le stime effettuate con i dati raccolti a giugno 2020 indicano per il terzo mese consecutivo, dopo il leggero calo di marzo, un incremento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 110,6 a 115,1, sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese da 107 a 112,6. Per le imprese, in particolare nel commercio al dettaglio, la risalita dell'indice è trainata dal miglioramento dei giudizi sia sulle vendite sia sulle scorte. Dopo la lunga depressione causata dal Covid-19, mesi e mesi di azzerramento dei consumi, tranne per il settore alimentare, i dati Istat con l'approssimarsi della partenza dei saldi farebbero ben sperare sulla ripresa dei consumi. Continua ancora Lillo Vizzini. Tuttavia i continui aumenti della benzina, che ha sfondato ormai il muro di 2 euro al litro, e i ventilati aumenti a 2 cifre di luce e gas a partire dal 1 luglio, saranno la logica conseguenza di un consistente rialzo della inflazione e compressione del potere di acquisto delle famiglie. Le proiezioni di Federconsumatori Palermo prevedono mediamente una spesa di circa 208 euro a famiglia per le vendite scontate, in linea con il dato dei saldi estivi del 2020.
Inalterato invece il numero delle famiglie che fruiranno delle vendite scontate, il 48%, ovvero 125.000 a Palermo e 236.000 nell'intera provincia. Il giro di affari sarà di 26 milioni a Palermo e 49 per la provincia. Come ogni anno Federconsumatori mette in guardia da possibili truffe e detta il decalogo per i clienti. La raccomandazione più importante sui saldi è quella di verificare prima della loro partenza ufficiale il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell'acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto. Le regole dell'Associazione per gli acquisti scontati: non fermarsi mai davanti alla prima vetrina, confrontare i prezzi, in ogni caso orientarsi verso beni o prodotti che servono veramente, diffidare delle vetrine tappezzate da manifesti che non consentono di vedere la merce o che reclamizzano sconti eccessivi pari o superiori al 60%. I saldi possono non interessare necessariamente tutta la merce del negozio. Quella a saldo però deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella a prezzo pieno. Attenzione poi alla presenza delle etichette: quella di origine permette di risalire al produttore, quella di contenuto garantisce la composizione del prodotto, quella di manutenzione informa sulle modalità di lavaggio per evitare rischi. Occhio poi al cartellino del prezzo: su ogni prodotto deve essere indicato obbligatoriamente e in modo chiaro e leggibile il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto. Non esiste l'obbligo di far provare capi. Il nostro consiglio è comunque quello di diffidare dall'acquisto di capi di abbigliamento che non si possono provare. Da giugno 2014 i commercianti hanno l'obbligo di accettare il pagamento con carte di credito o bancomat tramite POS. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto sarà prezioso in caso di merce fallata o non conforme, in quanto obbliga il commerciante alla sostituzione o al rimborso di quanto pagato. Continua la protesta delle emittenti REA, radio e TV locali. Arturo Cantella. Continua la protesta delle associazioni radio TV locali della REA che fanno capo all'ingegnere Antonio Diomede, dopo quella scorsa fatta recentemente davanti alla sede del Mise, che ha visto la partecipazione di tanti editori radiotelevisivi locali, rappresentanti del sindacato, del mondo del lavoro e la solidarietà di tanti parlamentari nazionali. La vela delle mani pulite sulla comunicazione continuerà a viaggiare nella città di Roma dal 12 al 17 luglio, fermandosi nei punti più strategici istituzionali, come davanti al Parlamento della Repubblica, al Quirinale, sede del Presidente della Repubblica, alla RAI, a sede dell'Agcom. La vela di mani sulla comunicazione sorserà anche davanti alla sede delle redazioni romane dei giornali più importanti come La Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero. Prossimamente sarà anche realizzata una diretta video con la partecipazione delle redazioni delle TV associate italiane per ricordare come il prossimo 4 ottobre sarà fatta un'altra manifestazione nazionale davanti alle sedi istituzionali e al Parlamento. Gli obiettivi che si intendono raggiungere per riformare totalmente il DPR 146/17 in modo tale che le risorse vengano distribuite a tutti e non solo a quelle emittenti più grosse sostenute attualmente da Confindustria. Si chiede altresì le dimissioni dei dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico che si sono mostrati incapaci di gestire la transazione alla nuova TV, ottenere la capacità trasmissiva garantita a tutti con un contributo prelevato dal fondo dell'extragettito RAI, la inamovibilità degli LCN, che vuol dire scompaginare gli ascolti attuali, il ripristino delle provvidenze dell'editoria sull'energia elettrica e le reti telefoniche. Intanto le emittenti della REA chiedono che il recente provvedimento economico che stanzia 20 milioni di euro per ristori del Covid-19 sia concesso solo alle emittenti televisive che fino ad ora non hanno ricevuto nemmeno un euro. La parlamentare agrigentina onorevole Rosalba Cimino di 5 Stelle ha sostenuto e firmato e presentato alla Camera l'emendamento proposto dall'Associazione TV Locali della REA. Io credo tantissimo nell'informazione locale e credo che bisogna in tutti i modi sostenere le TV che ogni giorno ci mettono la faccia e fanno la vera informazione sui nostri territori. Quindi ho preso in carica questo vostro bisogno verso
perché credo che il governo debba sostenervi e non trascurare queste realtà che veramente forniscono ogni giorno le vere informazioni, il vero specchio della realtà che ci circonda, e quindi ce la metterò tutta affinché anche il Ministro sostenga la vostra causa. Onorevole, tra un anno saremo rottamati di ufficio perché le frequenze sono state assegnate alla RAI e a Mediaset. Avremo un costo per continuare a trasmettere di oltre 60-70 mila euro ogni emittente. Ecco, in questo senso potete fare qualcosa come Movimento 5 Stelle? Possiamo fare sicuramente qualcosa, continuare a sensibilizzare il governo sulla vostra causa e non abbandonarvi. Crisi del Movimento 5 Stelle, prove di dialogo tra Conte e Grillo. Cancelleri spera in un accordo. Vediamo. Momento politico difficile, quello dei 5 Stelle, che vede in atto uno scontro tra Grillo, fondatore del movimento, e Conte, ex capo del governo, nominato proprio dal partito di Di Maio. Contendersi la leadership in una sfida che al momento sembra volere spaccare il partito in due, ma i vertici del movimento stellato lavorano all'intesa. Intanto i sondaggi recentemente pubblicati danno Giancarlo Cancelleri con un'alta percentuale di consenso in Sicilia, circa un suo probabile gradimento dei siciliani a una ricandidatura alla guida della regione Sicilia. Non è il momento di decidere chi deve guidare la coalizione, ma è il momento di decidere con chi dobbiamo fare la coalizione. Quindi è una domanda che in questo momento, come dire, non mi interessa il rimando al mittente. Ci sono tantissime persone che potrebbero rappresentare una coalizione, che però dobbiamo decidere quanto larga deve essere. Sicuramente l'asse fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico in questo momento si sta sempre di più portando avanti e cementando, però è chiaro che noi vogliamo aprire una forza moderata di centro che in Sicilia purtroppo non viene mai rappresentata, se non in maniera elettorale e a spot. A principi, a valori, a persone che invece possono ricoprire non solo i ruoli, ma possono anche rappresentarne la società civile, che in qualche modo può dare le migliori energie. È arrivato il momento di includerla all'interno di un ragionamento. Quando avremo capito chi è il perimetro e quindi chi siederà, ecco, a quell'ipotetico tavolo in cui dovremo decidere le regole per scegliere il candidato alla presidenza, allora poi sceglieremo chi. Oggi mi sembra veramente prematuro. Ministro, questo strappo fra Grillo e Conte, ecco, lei dove sta e come auspica il futuro? Ci sarà un 5 Stelle 2 o si andrà a una unificazione con Di Maio magari e Conte? Ma io sono uno di quelli che fino alla fine spera che Conte e Grillo si riparlino in maniera serena, ritrovino la via maestra, che è quella di un movimento che ovviamente ha bisogno di maturare, ha bisogno di cambiare, come tanti cambiamenti e tante maturazioni abbiamo fatto, ma adesso è l'ultimo punto sul quale dobbiamo spingere. Io credo che Conte abbia finalmente incarnato una visione ecco, autentica, nuova, vincente anche per il movimento, e che chiaro dobbiamo portarla ancora avanti. Pensare di poter rinunciare a lui per me non solo è impossibile, ma soprattutto sarebbe davvero un grande errore. È chiaro che Beppe è il fondatore. Allora cosa sto dicendo? Sto dicendo che entrambi non sono ovviamente né si possono mettere da parte né tantomeno possiamo rinunciare. Oggi capiremo di più e vedremo. Noi, ma io guardi, ho parlato tantissimo con i regionali, con i nazionali, con i sindaci, qua avete una rappresentanza delle 3 categorie. Sono tutti a favore di un grande Movimento 5 Stelle che finalmente si sganci da vecchie idee, da vecchie capisaldi che ha avuto nel passato, che per carità sono stati giusti e li rivendichiamo tutti, però i principi e i valori certamente non sono sindacabili, le regole invece si possono cambiare. A me mi è cara una frase che diceva sempre Churchill, che chi non è disposto mai a cambiare idea non è disposto mai a cambiare nulla, e noi siamo disposti a cambiare idea perché vogliamo evolverci e maturare, e credo che questa sia la migliore faccia che il movimento può avere oggi e che secondo me Conte in questo momento sta rappresentando. Aperte le iscrizioni serali dell'Istituto Superiore Luigi Pirandello di Bivona. Arturo Cantella.
L'Istituto Luigi Pirandello di Bivona comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi serali per il conseguimento del diploma di enogastronomia e ospitalità, articolazioni, servizi di sala e vendita, manutenzione e assistenza tecnica, servizi per la sanità e l'assistenza sociale. La domanda, comunica l'Istituto, va presentata entro non oltre il 15 ottobre, salvo eventuali proroghe. Possono chiedere l'iscrizione gli adulti inoccupati, disoccupati, i lavoratori, gli studenti che non abbiano concluso il loro percorso di studio e chi vuole conseguire un titolo aggiuntivo. Il percorso è articolato in 3 periodi: il primo periodo, primo e secondo anno, il secondo periodo, terzo e quarto anno, il terzo periodo, quinto anno. All'inizio dell'anno scolastico sono organizzate attività di orientamento, di accoglienza, al fine di definire il patto formativo individuale, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi. Per ogni studente verranno programmati un percorso e un orario personalizzato in base al patto formativo individuale. Altresì sarà possibile iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica triennale e il diploma professionale di 4º grado. Per ulteriori informazioni chiamare l'Istituto Luigi Pirandello di Bivona. Ruba la carta di credito dello zio e preleva oltre 1.000 euro, denunciato Agrigentino, ed è stato arrestato un gambiano per resistenza e droga. Arturo Cantella. Continua il servizio del controllo del territorio nel centro storico di Agrigento da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Agrigento, che hanno proceduto all'arresto di un cittadino gambiano di 22 anni domiciliato presso la comunità di via Venezuela. Il giovane si aggirava con fare sospetto tra i vicoli di via Pirandello, è stato subito notato dai carabinieri che lo hanno riconosciuto come l'uomo che lo scorso mese di maggio si scagliò contro una pattuglia del nucleo aeromobile. Nella circostanza il giovane riuscì a svincolarsi dandosi alla fuga dopo aver aggredito i militari. Anche questa volta il ragazzo ha cercato di sottrarsi ai controlli, tentando di fuggire aggredendo i militari, che in questa occasione però sono riusciti a immobilizzarlo. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire 3 grammi di hashish suddivisi in 4 dosi pronte per essere spacciate, oltre la somma in contanti di 70 euro. Il giovane risultava già destinatario della misura cautelare emessa dal CIP del Tribunale di Agrigento del divieto di dimora nella nostra provincia. Su disposizione della Procura della Repubblica, l'arrestato è stato condotto in camera di sicurezza in attesa di essere accompagnato presso le aule del Tribunale per l'udienza di convalida. Intanto si è conclusa con la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento da parte dei carabinieri della sezione di Aragona nei confronti di un giovane di 25 anni residente a Naro, l'ospitalità presso la casa dello zio paterno, un uomo di 65 anni di Aragona. Il ragazzo si trovava presso l'abitazione dello zio la prima settimana di aprile, fra il 3 e il giorno 7, quando si è impossessato della carta di credito prepagata e intestata alla madre dell'uomo, una donna pensionata di 84 anni che viveva con lui. L'uomo, dopo essersi accorto che erano state eseguite delle transazioni non autorizzate in data 13 aprile, ha sporto denuncia presso la locale stazione dell'Arma. Dopo solo 2 mesi di indagini, i carabinieri di Aragona hanno così ricostruito le transazioni illecite, accertando che il nipote aveva effettuato 4 prelievi, 2 acquisti online per un importo di circa 1.100 euro. Dovrà ora rispondere del reato di frode informatica, utilizzo fraudolento di carta di credito. Ladra in azione a Fontanelle, quartiere periferico di Agrigento. Una donna finge di essere nipote della vicina di casa, quella che abita al piano di sopra, e sostiene che all'interno del balcone dell'anziana siano cadute delle chiavi. La pensionata novantenne, senza alcun sospetto, lascia entrare la donna per recuperare le chiavi e la porta resta socchiusa. Avrebbe dovuto essere del resto un'operazione di pochi minuti, un frangente durante il quale però un'altra donna è riuscita ad intrufolarsi nell'abitazione delle anziane e a raffare tutto quello che fulmineamente ha potuto, un portafogli e i gioielli riposti in camera da letto, un furto che non rappresenta affatto una novità, perché lo stesso modus operandi nei giorni scorsi è stato messo a segno a Canicattì. Omicidio alla Vucciria a Palermo, restano in carcere i 3 indagati per aver ucciso Emanuele Burgio. I dettagli nel servizio.
Restano in carcere Matteo Domenico Romano e 2 fratelli accusati assieme al figlio del secondo, Giovanni Battista, di aver ucciso a colpi di pistola Emanuele Burgio il 30 maggio scorso in Bucceria. Il Tribunale del riesame ha infatti respinto i ricorsi presentati dai loro avvocati Antonio Turrisi e Giovanni Castronovo. Il terzo indagato, assistito dall'avvocato Vincenzo Gianbruno, aveva invece rinunciato a presentare l'istanza di scarcerazione contro i 3 imparentati. Peraltro, con Davide Romano e il boss trovato incaprettato nel 2011 in via Titone, ci sono soprattutto le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Una di queste, piazzate proprio in via De Cassari, ha registrato il delitto in diretta. Secondo la squadra mobile guidata da Rodolfo Ruperti, il filmato riprenderebbe nitidamente Giovanni Battista Romano mentre prende la pistola da dietro la schiena e la passa allo zio Matteo, che materialmente apre il fuoco contro Burgio, che era figlio di un condannato per mafia, Filippo, attualmente detenuto. Domenico Romano è l'unico ad aver risposto alle domande del GIP Pier Giorgio Morosini durante l'interrogatorio di garanzia. L'indagato ha spiegato che ci sarebbero stati degli screzi nei giorni precedenti tra suo figlio Giovanni Battista e la vittima, che la sera dell'omicidio, a suo dire, sarebbe stato proprio Burgio a cercare lo scontro che poi si era concluso nel più tragico dei modi. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Giovanni Antoci e Gaspara Spedale, proseguono anche se a dispetto dei legami familiari di indagati e vittima si tende ad escludere la pista mafiosa. Il boss dell'Acquasanta, Gaetano Fontana, aspirante pentito, è stato sentito nel troncone in abbreviato del processo Mani in Pasta, in cui è imputato con altre 66 persone. Ha spiegato che la sua famiglia non avrebbe mai imposto il pizzo e sfruttato il popolo. I PM sono scettici sulle dichiarazioni. Il comune si costituisce parte civile. Vediamo. E 4. Che ci picchia? 5 siamo giusti? Sì. Come va? 4, 6, 85. Non ti rilato. Oggi contano soltanto i soldi e si agisce solo per quelli, per questo non mi sono più riconosciuto in Cosa Nostra. È una delle dichiarazioni dell'aspirante pentito Gaetano Fontana, che per la prima volta ha deposto durante un processo, quello in abbreviato contro la mafia dell'Acquasanta, nato dalla maxi operazione Mani in Pasta del 12 maggio dello scorso anno, in cui lui stesso è imputato. Il boss ha parlato nel troncone in cui è sotto accusa assieme ad altre 66 persone, che si sta svolgendo davanti al GUP Simone Lecci. Ma tu scottando. Non lo volevo chiamo. La punta è tutta avanzo. La punta non debba puntare già avanzi tu. La puntava nella bocca. Io mi sono scanciato, in senso, ma non proprio perché a 5 euro. Se per quasi pure a 50. Ogni cosa per 27.000 euro. Ma niente, non fanno più niente. Gennaio, febbraio, mai. In quell'occasione si è anche costituito parte civile il comune di Palermo grazie ad un protocollo d'intesa siglato con il centro Pio La Torre. Fontana, difeso dall'avvocato Monica Genovese, ha risposto alle domande per diverse ore e il suo esame proseguirà nell'udienza fissata per il prossimo 30 giugno. Fontana è partito da lontano, raccontando della sua storia in Cosa Nostra e di quella del padre Stefano sin dagli anni '80 e spiegando anche perché ad un certo punto avrebbe scelto di prendere le distanze. Secondo Fontana, l'organizzazione criminale nel tempo sarebbe mutata e avrebbe messo al centro soltanto gli interessi economici. Noi, ha detto, non abbiamo mai vessato i commercianti imponendo il pizzo a tappeto. Negli anni passati erano gli imprenditori a chiedere a mio padre di mettersi in società con lui. Non c'era questo sfruttamento del popolo. Fontana ha sostanzialmente ribadito le dichiarazioni già rese al procuratore aggiunto Salvatore De Luca e ai sostituti Amelia Luise e Dario
Mario Scaletta, che tuttavia non gli hanno dato credito per illustrare il cambiamento in Cosa Nostra. Ha fatto l'esempio di Salvatore Lo Piccolo, il barone di San Lorenzo, che dopo essere stato posato dalla vecchia mafia, a dire di Fontana, si sarebbe ritrovato ad essere uno dei boss di spicco in anni più recenti. L'aspirante collaboratore di giustizia però avrebbe anche ammesso alcune intestazioni fittizie di cui non aveva mai parlato fino ad oggi, ma è proprio sul patrimonio dei Fontana che i magistrati ritengono che il boss non dica tutto ciò che potrebbe. 2 sole condanne, altri 28 imputati, ne escono indenni fra assoluzioni nel merito e prescrizione. Il verdetto dei giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Pinto, al processo scaturito dall'operazione antidroga Crane Caramel su un presunto giro di spaccio fra Porto Empedocle e Realmonte. Gli imputati erano 31, 7 anni di reclusione sono stati inflitti a Giovanni Zambuto, 6 anni e 6 mesi ad Alessandro Iacono. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Parliamo adesso del processo che si celebra a Caltanissetta sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Il consulente tecnico nominato dalla difesa non riscontra anomalia sui telefoni. Vediamo. Non ho riscontrato alcuna anomalia negli apparecchi telefonici utilizzati, ma ogni cosa può essere spiegata tecnicamente. A dirlo è Luca Antonio Nicola La Pegna, consulente tecnico nominato dalla difesa nell'ambito del processo che si celebra a Caltanissetta sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Alla Pegna in particolare è stata chiesta una verifica sugli apparecchi utilizzati per intercettare il falso pentito Vincenzo Scarantino nel periodo in cui quest'ultimo si trovava in località protetta San Bartolomeo a Mare. L'apparecchiatura utilizzata all'epoca era la RT2000 e nel corso del processo diversi testi hanno parlato di anomalie e guasti durante l'ascolto delle telefonate. L'RT2000, anche quando mancava la corrente elettrica, rilasciava uno scontrino con la spiegazione di ciò che era successo, ha spiegato il consulente, e non era necessario resettare tutto il sistema. Per quanto riguarda la durata di un evento telefonico, non rilevava il tempo reale, visto che il contatore all'interno stimava i minuti e non i secondi. Qualora le bobine si fossero bloccate, l'RT2000 avrebbe anche rilasciato uno scontrino dell'avvenuta conversazione, oppure poteva essere forzato premendo i tasti. Nel processo, lo ricordiamo, sono imputati poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra, assistiti dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara. Secondo l'accusa, 3 avrebbero costretto Vincenzo Scarantino, il pupo di Cosa Nostra, a rendere false dichiarazioni. Il governatore della Sicilia inaugura a Catania una mostra sull'eruzione dell'Etna del 1669. Vediamo. Il Museo dell'Etna è la più grande struttura culturale della città negli ultimi 20 anni. Succede al Museo Storico dello Sbarco in Sicilia, realizzato alle Ciminiere nel 2001. Uno spazio di circa 8.000 metri quadri, sarà un luogo non per sostituire la visita sul vulcano, ma al contrario per prepararla, per incentivarla, un luogo dove il mito e la realtà, dove i costumi, gli usi e la geologia conviveranno con manifestazioni di alta tecnologia. Ci sarà il tridimensionale, abbiamo la possibilità cioè di allineare la Sicilia con questo museo ai più grandi spazi museali d'Europa. È una splendida iniziativa, fortemente voluta dalla regione siciliana, che potrà determinare flussi turistici aggiuntivi, che aumenta l'offerta culturale della nostra città all'interno di un percorso di eccezionale valenza. Il Museo dell'Etna rappresenta la ciliegina sulla torta e siamo felici di questo. Il concept si basa su un tipo di museo nuovo, aperto, rivolto alla città tutta e non solo agli esperti e ai visitatori che frequentano il semplice museo. Oggi i musei sono qualcosa di diverso e quindi il nostro museo si basa su un punto focale in cui la città si ferma ed entra ad utilizzare questa struttura. Una grande corte coperta dove si collocano le attività principali di accoglienza. Tutto intorno il museo dell'Etna, organizzato in sezioni diverse
e concatenate, percorribili anche indipendentemente l'una dall'altra. 10.000 vele di solidarietà contro la violenza sulle donne. Cambiamo rotta. Il prossimo 4 luglio l'iniziativa. Vediamo. Ci siamo fatti coinvolgere in questa bella manifestazione perché il Comune ha un progetto che è stato già presentato in diverse occasioni, e cioè quello di rendere Castellammare una città delle pari opportunità e per le pari opportunità. In questo anno e per l'anno a venire cercheremo di organizzare delle manifestazioni che possano in un qualche modo promuovere le pari opportunità a 360 gradi. Parlo di pari opportunità per disabili, per donne, per giovani, per anziani. Coinvolgeremo la Commissione Pari Opportunità e le associazioni del territorio che si occupano di donne, di pari opportunità e di discriminazioni. Il Comune di Alcamo è stato invitato a dare il patrocinio a questa importantissima iniziativa in una giornata importante che è quella che hanno condiviso tutte le leghe navali italiane, al combattere la violenza sulle donne in un momento inusuale che non è quello solito del 25 novembre, perché purtroppo i numeri smentiscono il falso pensiero che questo problema sia superato. Non è scontato parlare di questi argomenti mai, deve essere sempre un punto importante per tutte le amministrazioni, portare avanti tutti i progetti che possano essere contro la violenza di qualsiasi genere. Voglio ricordare il grande lavoro che hanno fatto la prima commissione consiliare del Comune di Alcamo e la consulta per le pari opportunità e uguaglianza di genere, che ha lavorato con grande impegno portando avanti dei temi veramente importanti. Voglio ringraziare anche la Presidente della consulta delle pari opportunità, Anna Alcamo, che è stata una guida importante. A Montalbano e Licona, l'Insabbiata. C'è il servizio. Oggi mi trovo a Montalbano in occasione dell'Insabbiata e ho avuto anche modo di assistere ai preparativi già da ieri. Quello che ho potuto riscontrare è lo spirito, insomma, di convivialità che purtroppo al giorno d'oggi si è perso, soprattutto tra i ragazzi, tra i bambini che appunto collaboravano tra di loro in un clima sereno. Ed è stato veramente qualcosa di magico, di mistico, quello che ho respirato qui, insomma non è facile trovarlo nelle grandi metropoli Di fatto con l'Insabbiata è la prima volta che si riparte dopo il Covid, la prima manifestazione ufficiale dopo un anno e mezzo, un po' in tono minore rispetto agli anni scorsi, però è sempre bella. Questa notte oltre 200 ragazzi, 200 persone del borgo erano qui a allestire questi bei quadri, sotto la direzione artistica dell'insostituibile Giulio Iacovacci. Non so come andrà l'estate, se possiamo fare altre manifestazioni, abbiamo il corteo storico, abbiamo altre manifestazioni, non so se lo faremo, ma già questo inizio oggi, ecco, è quello l'input per poter ripartire con serenità e goderci l'estate. Montalbano è quasi covid free. Abbiamo fatto una campagna vaccinale abbastanza importante, proprio l'altro ieri abbiamo avuto l'esercito che ha vaccinato, ha fatto quasi 200 dosi di vaccino, più quelli precedentemente, quindi penso che serenamente ci possiamo avviare a vivere un'estate più tranquilla rispetto allo scorso anno. Un legame particolare con i giovani che sono aggregati intorno a tante manifestazioni. Partiamo dall'Insabbiata, ricordiamo anche l'Infiorata di Braidi, il corteo storico, dove sono presenti sempre delle associazioni e tanti giovani. Sono tanti giovani che fanno vivere il paese. In effetti d'inverno forse un po' è più spopolato perché vanno fuori per motivi di studio, ma d'estate ritornano e partono con queste manifestazioni. L'Insabbiata a Montalbano, come hai detto tu, l'Infiorata a Braglie, quest'anno purtroppo non si è fatta, corteo storico, il corteo Amlac, di cui veramente i veri protagonisti sono i giovani di Montalbano e le associazioni che gli stanno pure accanto. Un'idea che nasce per sostituire il fiore con della sabbia colorata, con coloranti naturali, elementi della zona, del territorio, quindi terra nera, scagliette di marmo e sabbia, comunissima sabbia di torrente. Giusto Giulio? Sì. Questa manifestazione ormai è diventata una manifestazione che tutti la sentono, i montalbanesi la vivono, è nata il giorno del Corpus Domini,
La facciamo a posto di fare con i fiori, mi sono creato di farla con le sabbie, anche perché è un lavoro che si può fare con più calma e un lavoro molto più tranquillo. Ecco, mentre le immagini scorrono, ricordiamo che a Montalbano si realizza anche l'infiorata nella frazione di Braidi, quindi quella è fatta proprio con i fiori anche di campo e del territorio. Qui riuscite a coinvolgere un numero impressionante di giovani. Qualche anno fa addirittura, pensate, il vento ha distrutto in una notte, in un pomeriggio, l'insabbiata e un numero considerevole di giovani l'hanno ricostruita, giusto? Quanti giovani erano? Erano un centinaio di pomeriggio, anche perché c'era la processione, c'erano le prime comunioni e quindi alcuni erano presi con le comunioni, altri sono presi l'impegno di realizzare di nuovo velocemente l'insabbiata. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.